Nella lotta alla criminalità organizzata, le forze dell'ordine venete hanno da oggi un'arma in più. La Legione Carabinieri Veneto e Union Camere Veneto hanno firmato insieme un protocollo d'intesa per la creazione di un sistema a rete per prevenire possibili infiltrazioni della criminalità nel tessuto economico e imprenditoriale ed accrescere la sensibilità nei confronti di questi fenomeni. Spesso, Falcone insegna, è la traccia del denaro che porta al crimine e Union Camere metterà a disposizione dell'arma tutti i suoi dati sulle imprese attraverso l'accesso alla piattaforma Infocamere Rex, occupandosi anche di formare gli investigatori alla lettura dei dati che si riveleranno molto utili nelle fasi di indagine. Insomma, fare squadra contro la criminalità è un antidoto importante non solo nella repressione ma anche nel prevenire infiltrazioni mafiose. In generale, gli occhi rimangono ancora più aperti in questo momento in cui l'economia da un lato soffre, dall'altro arriveranno moltissimi fondi anche da spendere. Questo è uno strumento che vi aiuterà molto. Sicuramente è uno strumento che ci consente di sviluppare ancora in maniera più sinergica le conoscenze di Union Camere e le attività operative dell'Arma dei Carabinieri. Un accordo determinante per controllare che non ci siano infiltrazioni di tipo malavitoso in un momento particolare come questo per l'economia. Sì, sicuramente è un momento difficile, siamo nella ripartenza, ci sono delle criticità nella nostra economia, soprattutto legata al settore della ristorazione e degli alberghi, ma non solo. Il Veneto è un territorio ricco e di conseguenza un territorio ricco è sempre appetibile dal malaffare. Vogliamo mettere le nostre imprese in sicurezza. In che senso? Che ci sia una concorrenza d'arme pari, che ci siano le istituzioni che vigilino perché questo avvenga. Innanzitutto la possibilità di poter accedere a un patrimonio informativo, quello di Union Camere, che è fondamentale anche per la conoscenza del tessuto sociale ed economico del Veneto e anche per tutte le relazioni anche che le attività economiche hanno non solo qua nella regione ma anche in Italia e anche al di fuori dei confini nazionali. Noi siamo la sorgente delle informazioni del mondo dell'impresa e dell'economia, di chi è la società, chi sono i soci, che età hanno, da dove sono, i capitali, i patrimoni e tutto. Quindi tutti questi dati bisogna saperli leggere e mettere insieme per fare le verifiche in modo tale per capire quali possono essere i movimenti. Diciamo che viviamo in un'epoca in cui quotidianamente raccontiamo di frodi carosello, di società cartiere che fanno 5.000 giri per il mondo. Ci sono strumenti che ci tutelano da questo? Ci sono strumenti che tutelano sicuramente e noi li abbiamo e li abbiamo messi a disposizione proprio delle forze dell'ordine. Possiamo dare un'idea dei segnali che sta dando il nostro territorio in questo momento? La preoccupazione di tutti è proprio che riescano ad infiltrarsi queste forme criminali. Allora, intanto devo dire che rispetto a tante altre parti d'Italia, per fortuna il Veneto ha una situazione sicuramente più favorevole e comunque i segnali sono segnali positivi perché soprattutto c'è una grande sinergia, una capacità di lavorare insieme con le altre forze di polizia e con la magistratura per perseguire queste infiltrazioni.